Sassa. Due squadre che vivono momenti opposti. La Sandro Abate cerca i primi punti nel girone di ritorno per restare attaccata al treno playoff. Il Savia Testa Mantova invece vuole allungare l'ottima striscia positiva per restare lontano dalle paludi della classifica, ma dovrà farlo senza il suo miglior giocatore Cabeza, che è squalificato. Buonasera dal Pala del Mauro di Avellino, siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 per la 19ª giornata della Serie A Quinto. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo e noi andiamo alla lettura delle formazioni con la Sandro Abate che deve rinunciare a Darici, infortunato, e va col numero 1 Vitiello, 12 Chiocchi, 98 Ducci, 2 Galletto, 3 Canarino, 6 Bottan, 8 Victor Mello, 9 Maltauro, 10 Abate che è il capitano, 11 Alex, 16 Di Lucio, 22 Everton, 77 Dimas a disposizione del tecnico Piero Basile. Risponde il Savia Testa Mantova, come abbiamo detto, senza Cabeza squalificato, col numero 22 Tondi, 3 Deidas, 5 Leleco, numero 6 Gilbert, 7 Achilli, 8 Donadoni, 10 Misael, 11 Mascherona, 14 Ceccato, 19 Taurisano, 12 Moabz, 25 Caiche. Allenatore Giuseppe Milella. Il primo arbitro
Nicola Maria Manzione della sezione di Salerno, il secondo Davide Plutino della sezione di Reggio Emilia. Il crono sarà diretto da Tommaso Vallecaro della sezione di Salerno. Foto di rito per le due squadre. Siamo giunti a questa quarta giornata del girone di ritorno, con la Sandro Abate che ha iniziato un po' male dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata di ritorno. La squadra di Basile ha registrato 2 sconfitte di fila, quella qui al Pala del Mauro contro la Pirossigeno Cosenza e quella nel derby di martedì nello Sky Match contro la Feldi Eboli. Invece Savia Testa Mantova, che ha totalmente cambiato il rullino di marcia, 3 vittorie consecutive in queste prime 3 gare di ritorno, con le vittorie contro Roma, l'ultima, quella di martedì, CDM ed Ecositi, e poi una striscia positiva che dura di fatto dal 10 gennaio dopo la sconfitta con il Sala Consilina di inizio anno. È arrivato il pareggio con il Capurso e poi 3 vittorie consecutive, quindi 4 risultati utili di fila per gli uomini di Milella, che attualmente si sono tirate fuori dalle paludi della zona play-out del campionato, ma come abbiamo detto all'inizio cronaca, il team lombardo deve fare a meno di Cabeza, il miglior realizzatore della squadra, con 16 gol all'attivo. Tutto pronto per l'inizio, con la Sandro Abate in maglia bianca da destra verso sinistra, maglia azzurra per il Savia Testa Mantova. Arriva il fischio di Manzione, parte il match. Tra poco andremo anche a scandire 2 quintetti con Ducci, Victor Melo, Everton, Abate, Dimas per Basile. Emilia la risponde con Tondi, Mascherona, Donadoni, Ceccato e, se non erro, Misael a completare il quartetto di movimento. Ovviamente Tondi, grande ex di giornata, gioca nuovamente qui al Pala del Mauro. Aveva giocato contro la Sandro Abate a dicembre nel recupero contro la L84. Stesso discorso per Moabz, che ha anche segnato qui nella gara di fine dicembre con la maglia delle Cositi, uno dei nuovi volti. Intanto occhio ad Everton con il destro, la parata di Tondi, la prima occasione del match per il brasiliano della Sandro Abate. 3 volti nuovi per il Savia Testa Mantova, con Tondi, Gilbert e appunto Moabz arrivati nel mercato invernale. La squadra lombarda che vuole raggiungere l'obiettivo della salvezza. Intanto non c'è fallo da parte di Dimas su Misael. Dimas non trova Everton, quindi rimessa laterale per il Mantova. Poco fa la prima chance del match con Everton, che ha scaldato i riflessi di Tondi. Ducci la tiene in qualche modo, poi Victor Mello cerca Abate, che rischia un po' sull'attacco di Caiche e non Mascherona, come abbiamo detto all'inizio, nel quintetto di Milella. Caiche, che è uno dei 2 diffidati del match oltre ad Alex. Tondi in anticipo su Everton, la mette in rimessa laterale. Dimas, Abate in buca, intercetta Ceccato, che ci prova con il mancino, palla deviata, dovrebbe essere calcio d'angolo per il Savia Testa Mantova, con Caiche pronto alla battuta. Palla fuori, ci prova ancora Ceccato, il tacco che non arriva di Misael, che tenta la giocata, ancora Ceccato, la deviazione di Everton, rimessa ancora per la squadra ospite. Pronto subito ad entrare Alex per Basile. Misael faccia a faccia con Di Luccio, cerca e trova Ceccato, pressato da Dimas. Buona pressione dell'ex giocatore della Roma e quindi rimessa per la Sandro Abate. Gran parte delle partite si giocano stasera della giornata numero 19. Abbiamo già vissuto la vittoria della Meta Catania sul campo della Roma per 4-2. Altre 5 partite questa sera, domani a completare il quadro Sala Consilina contro L84. Intanto Dimas, palla per Di Luccio, la deviazione, calcio di rigore, arriva il fischio da parte di Plutino. Rivediamo
l'intervento col braccio di Donadoni. Le proteste del giocatore italo-brasiliano della Savia Testa Mantova. Momento di suspense. Plutino ha fischiato con qualche secondo di ritardo e quindi calcio di rigore per la Sandro Abate. Dal dischetto si presenta Massimo Abate. Abate contro Tondi. Parte il numero 10 con il destro, la parata di Tondi che dice di no, si resta sullo 0-0. Lancio di Ducci che diventa quasi un tiro, palla che sorvola la traversa. Chance sciupata dalla Sandro Abate con l'errore dal dischetto di Massimo Abate. Rivediamo il destro del numero 10. Tondi lo conosce molto bene, intuisce il tiro e col petto dice di no. E quindi dopo 2 minuti arriva la prima grande chance per la squadra di casa. Intanto siamo già dalla parte opposta con Misael, cercato da Ceccato, lotta Donadoni con Di Luccio, l'ultimo tocco è del giocatore numero 8 del Savia Testa, rimessa per la Sandro Abate. Di Luccio, Everton, Ducci alza la testa, cerca il movimento di Everton che riesce ad aprire il compasso. Era un po' complicato, palla sul fondo, siamo già dalla parte opposta con Kaique. Misael di prima, anzi Ceccato per Misael che vuole liberare il sinistro, poi Misael non riesce a trovare Donadoni, rimessa per la Sandro Abate. Giocata qui di Abate e Tondi la mette fuori, colpisce Manzione, si sincera nelle condizioni dell'arbitro. È stato uno dei fischietti della finale dell'Europeo tra Portogallo e Spagna. Donadoni, Kaique in avanti, non trova Misael, palla direttamente da Ducci. Arrivano i cambi, sono usciti Everton e Abate, sono entrati Alex e Maltauro. Eccolo qui il numero 9 ex CDM, subito a giocare il suo primo pallone. L'ultimo tocco è stato di Kaique e quindi sarà calcio d'angolo per la Sandro Abate. Entra anche Moabs al posto di Misael, arrivano i cambi anche per il Mantova. Dimas, Scucchiaia all'indietro per Alex. Ducci, calcia in porta Ducci. Kaique, ancora Kaique, riparte Ceccato che ha un po' di spazio. Ceccato bloccato da Alex in estirada, rimessa per il Savia Testa Mantova. Rientra in campo anche Victor Mello al posto di Di Luccio. Achilli lascia a Mascherona Murato, quindi Maltauro, Victor Mello, Alex rischia un po' sull'attacco di Achilli. Lo spagnolo si trascina la palla fuori, sarà rimessa per il Mantova. Pronto anche Galletto per Basile che sta per cambiare tutto il quartetto. Entrato anche Leleco per Milella. Moabs va via il numero 12, la mette al centro, non ci arriva Achilli. Chance potenziale per il Mantova sulla giocata dell'ex giocatore delle Cositi, che però si è fatto male, sbattuto infatti contro balaustre.
Dimas, Victor Mello in buca per Maltauro, non ci arriva, marcato bene da Mascherona e quindi rimessa per il Mantova. Ritmi non altissimi, abbiamo già visto per una grande occasione per la Sandro Abate, che ha sbagliato un rigore con Massimo Abate alcuni minuti fa. È stato fischiato un fallo di mano di Donadoni su un passaggio di Luccio. Sbagliato qui Tondi, che ha parato il penalty. Alex viene fermato da Leleco, ma l'ultimo tocco è del capitano del Mantova e quindi sarà rimessa. Anzi no, calcio d'angolo per la Sandro Abate. Palla fuori per Victor Mello, Murato. Dimas. Alex. Victor Mello per Maltauro! Grande azione della Sandro Abate. Arriva il gol di Maltauro che sblocca il punteggio al Pala del Mauro al quinto minuto, 1-0 per la squadra di Basile. Tutto nasce da una grande azione di Alex, che ha servito Victor Mello di prima intenzione il passaggio per Maltauro, che ha battuto Tondi. E quindi si sblocca il punteggio al Pala del Mauro. Occhio da Achilli, siamo già dalla parte opposta. Victor Mello in estirata. Primo gol con la maglia della Sandro Abate per Maltauro. Galletto, siamo ora con il possesso della squadra irpina. Alex, Victor Mello, autore dell'assist in occasione dell'1-0. Ancora Alex, si accentra il numero 11, in buca ancora per Maltauro, palo! Dopo la deviazione di Tondi. Moabs va via, sterza, fermato da Victor Mello. Sandro Abate ad un passo dal raddoppio, rivediamo la splendida palla di Alex per Maltauro, la deviazione decisiva di Tondi con la palla che è sbattuta sul montante. Time out per Milella, che non è soddisfatto di questi ultimi minuti della sua squadra e quindi chiama a raccolta i suoi. Ottimo impatto invece per Maltauro, ha segnato e ha preso un palo nel giro di un minuto dal suo ingresso in campo. 14:47 da giocare, 1-0 per la Sandro Abate. La rete al minuto 5 di Maltauro. Rivediamo ancora il gol, gran giocata di Alex, palla illuminante di Victor Mello di prima intenzione, gran gol di Maltauro, solata e palla in fondo al sacco. Intanto abbiamo anche qualche altro parziale dagli altri campi con il vantaggio della CDM sul Napoli per 1-0, tutte le altre bloccate sullo 0-0. Occhio intanto a Mascherona, la palla arriva a Ducci che lancia lungo per Alex che la mette giù ma non tiene la palla in campo. Rimessa Mantova. Leleco, Tondi alza la testa, lancia lungo per Achilli che ci prova. Gran parata di Ducci. Non era fallo di Achilli e Ducci dice di no. Giocata ancora di Achilli, fermato da Victor Mello. Ha già realizzato un gran gol contro la Roma, quello del 3-1, che è stato anche il top gol della settimana sui social della divisione. Rivediamo la gran parata di Ducci, non era assolutamente facile. Stato Moabs, si accentra, poi viene rimontato da Alex. Rimessa per il Mantova,
che resta lì proiettato in avanti. Leleko, Moabs, Mascherona, torna da Tondi, non la tiene Leleko. Botta gioca il suo primo pallone. Alex, pressato da Mascherona, rischia un po'. Rimessa per il Mantova. Achilli, che ha avuto poco fa la grande palla dell'1-1. Rimessa ancora per la squadra di Vilella. Achilli, Leleko, Moabs, fermato da Alex. Ducci avanza, serve Botta. Avanza, serve Galletto. Achilli intercetta la giocata del numero 2 biancoverde. Ancora Botta. Dimas. Botta, Galletto. Palla che esce fuori. L'ultimo tocco è stato di Galletto e quindi calcio d'angolo per il Slavia Testa Mantova. Moabs, palla deviata da Botta, altro corner. Intercetta Alex che vince il rimpallo con Leleko. Serve Dimas, fermato da Mascherona e poi Alex la mette in rimessa laterale. Mascherona, Achilli, colpo di testa, poi quello di Botta. Lotta Galletto in mezzo a due, ancora Galletto rimontato, la palla resta lì da Taurisano, appena entrato in campo il numero 19. Non c'è fallo su Achilli, rimessa per la Sandro Abate con Alex pronto alla battuta. Victor Mello, Alex, Di Luccio, sterzata di Alex. Dimas tenta la giocata su Mascherona, il numero 11 lo ferma, rimessa Sandro Abate, già battuta Everton. Victor Melo cerca con lo sguardo Di Luccio e lo serve, anzi Alex rischia un po', intercetta Mascherona, attenzione questo inserimento di Gilbert, non c'è fallo, occhio a Dimas. Victor Mello, serve Everton, non ci arriva il 22, rimessa laterale per il Slavia Testa Mantova, occasione potenziale prima per il Mantova, poi per la Sandro Abate. Achilli, avanza Achilli, Gilbert, Taurisano, Gilbert, Achilli, Mascherona, passaggio corto, Dimas intercetta e serve Everton che non calcia, sterza, rimontato dallo stesso Achilli che riparte. Perso l'attimo Everton, occhio a Gilbert, Taurisano, Ducci con la mano sinistra dice di no. Altra gran parata del portiere della Sandro Abate. Rivediamo la grande occasione per Taurisano che si è girato bene. Gran parata distinto col braccio di Ducci che si oppone per la seconda volta. Attenzione, lungo lancio, Ducci, anzi Tondi questa volta, non bada allo spettacolo, spazza via. Eccolo qui, Daniele Ducci poco fa. Gran parata su Taurisano, si resta sull'1-0 in favore della Sandro Abate. È rientrato Abate in campo, Victor Mello, lancio lungo troppo, lungo per Everton, quindi rimessa per il Slavia Testa Mantova. Donadoni, lancio lungo troppo, palla comoda per Ducci che avanza.
Scucchiaia per Everton, colpo di testa di Donadoni, poi quello di Gilbert e Dimas riparte da Victor Mello. Everton fermato da Donadoni, la giocata di Taurisano che va via, Taurisano traversa dopo la deviazione di Ducci, poi Donadoni non calcia, si complica un po' la vita, non c'è fallo, Ducci fa ripartire Everton, altra grande occasione per l'ex Pesaro che poi commette fallo, il primo della partita, il fallo di Taurisano che poco fa per la seconda volta consecutiva è andato ad un passo dall'1-1. Rivediamo, gran giocata di Taurisano, il sinistro, la deviazione con la spalla di Ducci, la palla poi ha colpito la traversa, intanto Abate, gran giocata, Everton non ci arriva. Rimessa per il Mantova che dopo il time out ha trovato un equilibrio. Taurisano, Donadoni, Caiche, anticipato Taurisano che però riesce a vincere il rimpallo, poi viene fermato a sua volta da Everton, momento di confusione, alla fine Caiche padrone della sfera, duella con Abate, in buca per Taurisano che non ci arriva, questa volta rimessa per Ducci, rientra Misael al posto di Taurisano che ha dato una grande scossa al Mantova, considerata l'assenza di Cabeza lì davanti. Di Luccio, Maltauro, anticipato Caiche, Misael, Galletto di via, corner, anzi scusate, rimessa laterale per il Mantova. Caiche, Ceccato, Caiche, Misael non riesce a trovare il numero 14, rimessa per la Sandro Abate. Ducci, lancio lungo, troppo lungo. Caiche, Donadoni, Misael, in buca. Caiche, pressato da Di Luccio. Donadoni rischia un po' sull'attacco di Maltauro. Rimessa Mantova, uno dei migliori in campo, Alexandre Maltauro, autore dell'1-0. Donadoni, Misael di prima per Caiche, Galletto legge la giocata del numero 10 del Mantova, rimessa per la squadra di Milella. Donadoni che ha realizzato un gran gol allo scadere contro il CDM, che ha regalato al photo finish la scorsa settimana la vittoria a Sapia Testa. Intanto Caiche, palla che resta lì, ancora Ducci su Donadoni. Maltauro, alla fine Caiche, palla direttamente da Tondi, altra gran parata di Ducci. Occhio a Maltauro che si gira in mezzo a due, alla fine Ceccato lo ferma. Rimessa a Mantova, rivediamo intanto l'occasione qui con Donadoni, ancora Ducci, attento questa volta sul primo palo, bravo l'ex portiere della Roma 1927. Galletto, Scucchiaia, colpo di testa di Donadoni, Tondi non ci arriva, cenno d'intesa tra i due compagni di squadra, calcio d'angolo per la Sandro Abate, 8:37 al termine del primo tempo. Galletto intercetta Caiche, Galletto ci prova, Alex col destro, era sbucato bene alle spalle della retroguardia del Mantova. Rivediamo, grande giocata dello spagnolo, palla deviata, Galletto, ancora Alex, questa volta calcia male e quindi Donadoni. Misael, 1-2 che si chiude, occhio a Donadoni che torna da Misael, ancora Ducci che dice di no,
forse anche con l'ausilio di Galletto. Poi l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Mantova. Rivediamo la grande occasione. Bravo Ducci, gran parata su Misael. Alex Galletto cerca il sinistro, lo ferma Ceccato. Quarta parata decisiva di Ducci. Ci prova Di Luccio. Doppia deviazione, ancora corner. Palla direttamente da Ducci che carica il destro. Tondi respinge. Alex ci prova ancora Maltauro, mette fuori Donadoni, resta lì la Sandro Abate. Alex col destro, altra deviazione, altro calcio d'angolo per la squadra di Basile. Palla fuori per Di Luccio che cerca Maltauro, tenta di ripartire Misael, Alex è in vantaggio e serve Ducci. Il lancia lungo, Maltauro però non può arrivarci e quindi rimessa per Tondi. Donadoni. Moabs. Giocata su Galletto, va via il numero 12, ancora Moabs che va via. Moabs! Che gol del numero 12 che fa 1-1 al 13°. Gran gol di Moabs. Rivediamo prima la giocata su Galletto, scappa via e col destro batte Ducci. E quindi ancora assegno al Pala del Mauro. Dopo il gol del 29 dicembre con la maglia dell'Eco City. E quindi 7:20 da giocare, 1-1. Leleco in avanti, la palla per Achilli che lotta con Everton, fallo di Everton, primo fallo anche per la Sandro Abate. Due falli fin qui in questi quasi primi 13 minuti. Leleco, deviazione di Dimas. Palla dalle parti di Ducci. Everton cerca e trova Galletto che tenta la giocata. Galletto sul fondo. Abbiamo visto un'altra grande giocata, questa volta di Galletto che si è liberato bene di Achilli ma non ha inquadrato la porta. Leleco non la tiene in campo il capitano del Mantova, rimessa a Sandro Abate. Rivediamo la gran giocata di Galletto, si è girato benissimo, poi ha calciato male con il sinistro. Galletto poi non si capisce con Everton, i due regalano di fatto una rimessa al Mantova. Leleco, Moabs, Achilli. Fallo della Sandro Abate. Quindi Achilli. 1 contro 1 con Galletto. Ancora Achilli sull'esterno della rete. Poi Achilli si è fatto male.
Un Plutino che va a sincerarsi delle condizioni dell'ex giocatore del Sala Consilina, tra le altre. Everton, Galletto, ancora Everton, cerca un corridoio per Dimas, era un po' complicata questa palla, rimessa Mantova. Eccolo qui Moabs, l'autore dell'1-1, gran gol del numero 12. Lellico, attaccato da Everton. Ancora Moabs, tenta ancora la stessa giocata su Galletto, questa volta lo ferma il numero 2. Lellico, Achilli di prima per Mascherona che va via, ancora Mascherona rimontato da Dimas prima ed Everton poi, rimessa, rientra Bate al posto di Galletto. Achilli, Mascherona, Moabs, fallo di Everton che viene anche ammonito. Primo giallo del match, Everton non è nella lista dei diffidati. Rivediamo l'entrata fuori tempo dell'ex giocatore della Pirossigeno. Si è fatto male Moabs. In campo solo 2 diffidati, uno per parte, Alex per la Sandro Abate, Caiche per il Savia Testa Mantova. Squadre che torneranno in campo la prossima settimana, con la Sandro Abate che giocherà qui al Pala del Mauro. Da calendario è Meta Catania Sandro Abate, ma ci sarà l'inversione di campo. Mentre il Savia Testa Mantova riceverà la Pirossigeno Cosenza. In questo turno è l'Active che osserva un turno di riposo. Ricordiamo ovviamente che la Serie A quest'anno ha un numero dispari. Intanto rivediamo le reti del match. Questo è di Maltauro per l'1-0 della Sandro Abate che ha sbloccato il punteggio. Poi è arrivato il pareggio di Moabs. Eccolo qui, gran giocata su Galletto. E poi a tu per tu Conducci non ha sbagliato, però ora il numero 12 ha bisogno della barella. Speriamo non sia nulla di grave per il giocatore del Savia Testa Mantova, uno dei 9 arrivati dopo la brutta entrata di Everton, che è stato anche ammonito. Gioco fermo da almeno 2 minuti. Ancora ha bisogno delle cure mediche il giocatore, vediamo se sarà in grado di proseguire l'incontro. Intanto andiamo un po' a leggere quello che sta succedendo sugli altri campi. 1-1 tra CDM e Napoli e così di sotto quello Sky Match con il Pomezia. 1-0 al Pala Cesaroni per gli ospiti, 0-0 e lo scontro salvezza tra Capurso e Cane Treviso, 1-1 tra Cosenza e Feldieboli, 1-1. Ovviamente quello che stiamo raccontando qui al Pala del Mauro. Abbiamo già un finale che è quello dell'Olgiata con la vittoria della Covei Meta Catania in rimonta sulla Roma per 4-2 dopo il doppio vantaggio dei giallorossi firmato Michele Riccardigno. È arrivata la rimonta dei campioni d'Italia in carica con la tripletta di Turmena e il gol di Dialluca. Tanto sembra non farcela Moabs.
classe 2005, 21 anni ad aprile, ex di turno. L'anno scorso ha giocato con la Sandro Abate da inizio stagione, nella prima parte di stagione. Gli applausi del Pala del Mauro per Moabs, che lascia il campo in barella. Speriamo non sia nulla di grave per il talento del Sevia Testa Mantova. Forte in bocca al lupo a Moabs. E quindi si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Sevia Testa Mantova, con il terzo fallo della Sandro Abate. Achilli, Taurisano, lotta con Victor Mello, serve Leleco, largo da Misael, scusate, da Mascherona. E quindi Leleco, Tondi, pronto al lancio, ci pensa, poi lo fa, lungo, direttamente dalle parti di Ducci. Time out ora per Basile, 5:37 da giocare. È andata a finire 4-3 per il Sevia Testa Mantova, con le reti lombarde firmate da Misael, la doppietta di Donadoni e il gol di Caiche. Per la Sandro Abate andarono a segno Preà e Loro Suazo, che non fanno più parte del club irpino, e di Dimas l'altro gol. Soddisfatto questa volta Milella, ovviamente dispiaciuto per l'infortunio di Moabs, ma la squadra del tecnico, dopo il time out chiamato sull'1-0, ha nettamente cambiato pagina. Trovando la rete dell'1-1 e sfiorando a più riprese il gol dell'1-1. Ducci intercetta Everton, poi viene fermato da Mascherona. Rimessa con Dimas che scambia con Everton. Ancora Dimas. Everton, spalla alla porta, lotta, non c'è fallo su Dimas, riparte Everton, quindi Victor Mello cerca e trova Abate. Perde palla sull'attacco di Leleco, alla fine rimessa Mantova. Tondi. Leleco. Giocata qui con Taurisano, va via Leleco che poi non riesce a servire Achilli grazie all'intervento provvidenziale di Dimas. Poi Victor Mello si scontra con Ducci, calcio d'angolo Mantova. Non c'è stato il tempo di raccontare l'azione precedente. Con l'1-2 Leleco Taurisano e poi la palla per Achilli, fondamentale Dimas. Corner, Achilli mette fuori, ci prova ancora Taurisano, questa volta schiaccia troppo il destro. Palla messa fuori, rimessa Mantova. 4:44 al termine del primo tempo. Achilli, scucchiaia, ancora Taurisano che mette giù, trova l'inserimento di Mascherona che viene fermato in maniera regolare
secondo gli arbitri. Riparte Abate, di prima per Dimas, cerca e trova Everton, movimento del numero 10 servito, occhio ad Abate! Massimo Abate fa 2-1 e riporta avanti la Sandro Abate. Grande azione della squadra di Basile, il numero 10 trova il suo primo gol in stagione e quindi al 16° si riporta avanti la Sandro Abate con la rete del suo capitano, servito da Everton, che ha premiato l'inserimento del numero 10 che ha battuto Tondi in uscita. (2-1) si riporta avanti il Club Irpino. Attenzione intanto all'occasione per il Salvatesta Mantova con l'errore in uscita di Ducci, il suo primo errore. Riparte la Sandro Abate con Dimas, Di Lucci in avanti direttamente da Tondi. Caiche, Donadoni in avanti per Taurisano, mette giù l'ex Pesaro, va via Taurisano a Di Lucci ma viene fermato da Victor Mello e quindi Alex, fallo sullo spagnolo. Secondo fallo per il Mantova. Occhio a Donadoni che carica il destro, alto. Dimas, Alex, Dimas, Victor Mello, ancora Dimas. Victor Mello non riesce ad incunearsi, viene fermato e quindi Misael. Donadoni, Caiche, Donadoni, la giocata qui di Mascherona che salta Alex, occhio al numero 11 col sinistro, deviazione di Victor Mello, la palla resta lì, preda di Misael che cerca Caiche e quindi Donadoni. Mascherona la mette al centro, non trova nessuno, rimessa laterale per la Sandro Abate. Intanto fallo su Ducci da parte di Ceccato. Fallo numero 3 per il Mantova, 2:47 dal riposo. Questo primo tempo molto lungo che ha avuto una sospensione per l'infortunio a Moabs che ha lasciato il campo in Barella, uno dei migliori in campo del Salvatesta Mantova. Dimas, Di Luccio, Dimas, Alex, Di Luccio, palla che resta lì, Donadoni, Misael, ancora Ceccato, Caiche, si accentra il 25, serve Donadoni, Misael col sinistro, Ducci. Altra gran parata di Ducci. Rivediamo. Gran giocata di Misael, solo 2 volte, poi calcia e Ducci dice di no. Quinta gran parata di Ducci in questa partita. Eccolo qui, Daniele Ducci, inquadrato dalla regia. Caiche mette fuori Galletto che praticamente si autolancia. Galletto, Tondi e poi il gol di Alex Yepes Balsalobre che fa 3-1 le proteste
del Mantova per un presunto tocco col braccio all'origine del controllo di Galletto, e Alex fa 3-1 e firma la sesta rete in campionato. Transizione mortifera, rivediamo, va via Galletto che calcia col sinistro, Tondi respinge e Alex non sbaglia sulla ribattuta. +2 per la Sandro Abate. Poi cercheremo di rivedere il controllo di Galletto che ha scaturito e scatenato le proteste del Mantova. È stato ammonito Rondelli per la protesta in panchina. Misael fronteggiato da Abate. Misael, ancora Misael, la palla resta lì, è il gol di Caicche che fa 3-2, accorcia subito il Mantova con la quinta rete di Caicche in campionato, che fa subito 3-2. Prima la respinta di Galletto sulla conclusione di Misael e Caicche non sbaglia e riapre subito la partita. Ancora Galletto. Rimessa. Galletto. Alex. La tiene in campo lo spagnolo, attaccato da Caicche. Recupera palla Caicche, fallo di Alex che viene ammonito. Era diffidato lo spagnolo e salterà la prossima partita contro la Meta Catania. Senza pesante per Basile nella sfida, in vista della sfida contro i campioni d'Italia in carica, che lo ricordiamo si giocherà qui al Pala del Mauro per l'inversione di campo. Donadoni, Ceccato, ultimo giro di lancette di questo lungo primo tempo. 3-2 per la Sandro Abate. Palla deviata qui da Ceccato e quindi Tondi lungo, la mette giù Caicche col tacco, cerca Misael, intercetta Galletto, riparte Dimas, sterzata del 77 ancora Dimas, poi Galletto, la palla resta lì e alla fine arriva il gol di Alex sull'assist di Dimas. La palla è passata e Alex fa doppietta a 37 secondi dal termine del primo tempo. La Sandro Abate si riporta sul doppio vantaggio grazie al gol numero 7 in campionato di Alex Yepes Balsalobre. Rivediamo, Dimas è riuscito a servire Alex che non ha sbagliato. Misael tenta la giocata su Dimas, Ceccato, sterzata, sinistro, Murato, riparte ancora Alex, fallo del numero 14, quarto fallo per il Mantova, richiamo verbale da parte di Plutino a Ceccato che ha rischiato il giallo in questa circostanza.
Si gira bene qui Alex, Tondi dice di no e poi il gol di Gennaro Galletto che raccoglie l'assist di Alex e fa 5-2 la rete di Gennaro Galletto che sale a 12 gol in stagione. Rivediamo prima l'occasione per Alex che si è girato benissimo, la parata di Tondi, la palla torna allo spagnolo che serve Galletto che non ha sbagliato sotto porta. Caiche, Donadoni calcia col destro, suona la sirena, sì, si va al riposo con la Sandro Abate avanti 5-2 sulla Savia Testa Mantova e noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco sempre in diretta qui dal Pala del Mauro per il secondo tempo in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. Siamo in diretta sul canale
Tutto pronto per l'inizio della ripresa, le squadre sono rientrate sul parquet, si ripartirà con la Sandro Abate avanti 5-2 sul Savia Testa Mantova. Per un veloce recap: l'1-0 di Maltauro, il pareggio di Moabs che poi si è infortunato e ha lasciato il campo, arriva il fischio da parte di Manzione, riparte il match. Poi è arrivato il 2-1 di Massimo Abate che sullo 0-0 aveva sbagliato un rigore, il 3-1 di Alex, accorciato le distanze Caiche, poi il 4-2 ancora di Alex, 5-2 di Galletto. Alex poi è stato anche ammonito, era diffidato e salterà la prossima partita contro la Meta Catania. Eccolo qui il numero 11 che si accentra, va a duellare con Gilbert, e il destro di Alex, la parata da parte di Tondi. Achilli cerca la giocata, botta in vantaggio e spazza in tribuna. Maltauro torna da Ducci che calcia direttamente verso la porta di Tondi, la tiene il portiere ex di Giornata. Ci prova Alex, tenta di ripartire Gilbert, Alex recupera la sfera. Ducci, lancio che arriva, ultimo tocco di Maltauro, rimessa dal fondo per Tondi. In vantaggio Alex, mette fuori Mascherona, riparte Leleco, si sovrappone Achilli, servito ora, ancora Achilli, faccia a faccia con Everton, va via Achilli ma si trascina la palla oltre la linea e quindi sarà rimessa dal fondo per Ducci, autore di un grande primo tempo, portiere della Sandro Abate. Meno 5 parate decisive. Botta Alex, va via il numero 11, ancora Alex, tocco sotto e poi il gol. Vediamo se l'ha toccata Alex, se l'ha toccata Everton, un giocatore del Mantova. Arriva il 6-2 della Sandro Abate. Forse l'ha toccata Everton, prima la palla varcasse la linea. Gran giocata di Alex che va via, tocco sotto, è il gol di Alex perché l'ultimo tocco è di Achilli, quindi ancora Alex a segno, tripletta per lui, si porta il pallone a casa. Ancora Alex che è scatenato, va via Alex che calcia, destro deviato, calcio d'angolo. Per come stava esultando Everton sembrava l'avesse toccata lui, invece l'ha toccata Achilli. Gran giocata di Alex anche in questo caso, destro deviato, palla fuori da Everton. Lancio di Ducci troppo lungo, la fa sua Tondi. Mascherona va via, ancora Mascherona, fallo da parte di Maltauro che viene ammonito. Terzo giallo del match, tutti per la Sandro Abate dopo Everton ed Alex. Anche Maltauro finisce nella lista dei cattivi del duo Manzione-Plutino. La cavalcata di Mascherona e l'intervento da dietro non cattivo di Maltauro, fallo tattico per fermare la corsa del giocatore del Mantova.
e si prende il giallo. Primo fallo di questa ripresa. Achilli col destro, Ducci sul primo palo, la tiene in due tempi. Alex non si intende con Botta. Rimessa Mantova, Mascherona rischia un po' sull'attacco di Dimas, va via Achilli che salta a bate. Achilli, palla per Taurisano, Botta legge tutto, tenta di ripartire Mascherona che lotta con Maltauro. Rimessa Mantova già battuta. Leleco in buca per Taurisano, intercetta Dimas, quindi abbatte, la recupera Achilli, tocca Dimas, un po' di confusione, alla fine Dimas esce bene. Maltauro torna da Dimas, la giocata del 77, Dimas, Tondi con i piedi, ferma l'iniziativa del 77, riparte il Mantova con Mascherona. Taurisano, murato dallo stesso Dimas, aveva già ripiegato. Doppio cambio, rientrano Victor Mello e Di Luccio al posto di Maltauro e Botta per Basile. Cambia anche per Milella, esce Mascherona stremato ed entra Caiche. Tanto piccolo diverbio tra i due capitani, Abate e Leleco. Colpo di testa qui di Taurisano che non ci arriva. Victor Mello attaccato da Taurisano, cerca Abate, rimessa per il Mantova. Achilli cerca e trova Taurisano che lotta in mezzo a due. Caiche, Ducci non trattiene, poi la tiene sulla conclusione ravvicinata di Achilli. Dimas cerca con gli occhi il movimento di Abate, splendida palla di Dimas per il destro di Abate che termina fuori. Intanto rivediamo qui la conclusione di Caiche, stavolta non perfetto Ducci che poi mette subito una pezza al suo errore tenendo la conclusione di Achilli. Riparte la Sandra Abate con Antonio Di Luccio. Victor Mello, Abate intercetta Caiche che va via, apre il sinistro alto, ci ha provato Caiche che è andato a segno in occasione del momentaneo 3-2, firmando il suo quinto gol in stagione, classe 94 del Mantova. Di Luccio, Victor Mello intercetta Leleco col sinistro, palla che lambisce il palo. Occhio, portiere di movimento per Milella, c'è Donadoni, eccolo qui ora inquadrato con la maglia del portiere di movimento. 5 contro 4 per il Mantova che deve recuperare 4 gol, quindi affretta i tempi per il power play. Achilli, Leleco, Achilli sbaglia, appoggio per Donadoni, palla subito dalle parti di Tondi, ci ha provato Galletto, rientra Donadoni, rischia un po' qui il Mantova, recupera palla Victor Mello, Alex per Galletto che perde il duello con Achilli, rimessa Sandro Abate, rientra Tondi. Intercetta qui Achilli, 1-2, ancora Achilli, carica il destro, palla fuori, che occasione per Achilli, vicino al 6-3,
numero 7, rivediamo. Attenzione a Dimas, il tocco sotto. Prima l'occasione per il Mantova, ora per Dimas. Lancio di Tondi. Leleco! Gran gol del capitano del Mantova, che riapre la partita 6-3. Accorcia le distanze con il suo primo gol in stagione. Leandro Leleco. Lancio di Tondi e Leleco fa un gran gol, battendo Ducci. -3. In avanti Ducci. Rientra Donadoni per il 5 contro 4. Leleco. Ancora. Stavolta alto. Alex. Galletto. Victor Mello. Ma c'è un cartellino giallo per Caiche. Forse una sostituzione non fatta secondo il regolamento, e quindi anche Caiche viene ammonito. Primo giallo per il Mantova, giallo pesante perché Caiche era diffidato, e quindi salterà il prossimo impegno della Salvatesta Testa Mantova contro la Pirossigeno Cosenza, in programma venerdì prossimo per la 20ª giornata della Serie A Quinto. Due diffidati erano in campo, tutti e due ammoniti, Alex da una parte e Caiche dall'altra. Victor Mello. Ducci pronto al lancio che arriva. Colpo di testa di Maltauro, debole. Facile preda di Tondi. Taurisano. Mascherona. Perde palla Maltauro. Sbaglia sotto porta la palla del 7-3. Achilli rischia un po'. Poi Caiche lotta con Victor Mello. L'ultimo tocco è stato di Caiche. Abbiamo rivisto intanto l'occasione per Maltauro. Ha avuto la chance della doppietta, ma ha sbagliato sotto porta. Ducci. Un po' di spazio. Avanza Ducci. Destro, lungo per Victor Mello. Tondi. Mette giù Caiche, che torna da Achilli, che attende l'entrata di Donadoni. 5 contro 4. Subito Galletto in campo per Basile per difendere il portiere di movimento del Mantova al posto di Maltauro. Entrato Galletto. Achilli, Caiche e quindi Leleco, l'autore del 5-3, del 6-3. Occhio intanto a questa conclusione sbagliata di Misael, lontana dalla porta di Ducci, che lancia a lungo, trova Alex che l'aggancia bene, spalla a spalla con Caiche, che serve Tondi, 1-2 tra i due compagni. Poi Everton spacca la traversa. Occasione per la Sandro Abate di riportarsi sul +4. Splendida palla di Everton per Alex, doppio passo, rientra Alex, non calcia, anzi era Galletto. Quindi Victor Mello a Galletto ancora. Torna da Ducci. Colpetto Everton, mette giù ma non la tiene in campo, e quindi rientra Donadoni per il 5 contro 4 del Mantova. 12:43. Rivediamo la traversa di Everton. Ha calciato fortissimo il 22. Donadoni. Leleco. Donadoni. Leleco col sinistro. Ducci si distende. Corner
per il Mantova che non molla. Abbiamo rivisto il sinistro di Leleco, quindi Mascherona rischia un po'. Primo tocco di Galletto. Mascherona, Leleco, ancora per Mascherona, Leleco torna dal 22, poi colpo di testa di Donadoni sbagliato. Galletto lancia a lungo, Leleco in vantaggio, lascia scorrere, rimessa per il salvatesta, rientra subito Donadoni. Sbaglia qui la giocata Misael, Mascherona non ci arriva, rimessa ora per la Sandro Abate, deve rientrare Tondi, ha già recuperato palla il Mantova, ci prova Caiche, murato da Dimas, dovrebbe essere calcio d'angolo, sì, perché è rientrato Donadoni. Intanto richiamo alla panchina di Manzione per la panchina del Salvatesta per effettuare in modo regolare le sostituzioni. Leleco, Mascherona, Leleco, ancora il numero 11. Donadoni! Si divora il gol del 6-4, grande occasione per Felipe Donadoni. Sull'assist di Mascherona c'era anche Caiche totalmente da solo sul secondo palo. Grande occasione per il Mantova per accorciare ulteriormente le distanze. Lancio di Ducci per Dimas, troppo lungo. Mascherona, Leleco col sinistro, palla che passa, non ci ha creduto Caiche, stavolta il numero 25 non ha chiuso il secondo palo, rimessa dal fondo per la Sandro Abate. Dimas, Galletto, ancora Dimas, Galletto, Alex in avanti, cerca Everton, passaggio lungo, palla comoda tra le braccia di Tondi che pensa al lancio lungo che arriva. Galletto in vantaggio su Misael, avanza il numero 2, pensa al destro, doppio passo, perde palla e quindi Leleco col sinistro, Mascherona allarga per Misael che calcia sul fondo. Altra occasione per il Salvatesta Mantova, questa volta con Misael. Victor Mello, Alex, ancora Victor Mello, lancia lungo per Dimas, non la tiene e quindi rientra Donadoni. Girandola di cambi, quando si tratta del 5 contro 4, sia per attaccare che per difendere. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto del match. Sbaglia qui Mascherona, Alex capisce tutto, non calcia, serve Everton, la porta è vuota, va via Everton, palla sul palo con Mascherona che si era sostituito a Donadoni, ovviamente non poteva toccarla con le mani. Rivediamo l'occasionissima per Everton che colpisce il palo, c'è stata anche la deviazione da parte di Mascherona e quindi sarà calcio d'angolo.
per la Sandro Abate. Alex mette fuori Ceccatto. Altra rimessa. Alex ci prova Maltauro col sinistro sul fondo. Misael sbaglia. Everton pensa al tiro, serve Maltauro. Tondi ferma il lob dell'ex CDM. Lancio di Ducci, lungo, rimessa dal fondo. 9:48 al termine della partita. Sandro Abate sempre sul +3. Leleco in avanti. Alex la sporca, calcio d'angolo. Mascherona. Leleco. Ci prova Misael, palla sul secondo palo. Donadoni non ci ha creduto. E quindi sprecata altra occasione per il Saviatesta. Rimessa dal fondo per Ducci. Intanto il lancio per Maltauro, non ci arriva, rimessa dal fondo per Tondi. Leleco cerca e trova Caiche, movimento da parte di Mascherona, ancora Caiche. Achilli, 1 contro 1 con Galletto, la palla è per Caiche, si gira bene, ancora Caiche, la parata di Ducci, la palla resta lì e il gol da parte di Mascherona che accorcia le distanze e fa 6-4 a 9 minuti dal termine. Gol numero 4 per il numero 11. Rivediamo questa azione insistita da parte di Caiche. La palla resta lì e Mascherona batte Ducci. Dimas. Si accentra Dimas. Carica il destro. Lo smorza Ceccatto e quindi calcio d'angolo. Galletto. Dimas lotta. Si aggancia con Ceccatto. Mascherona ancora col destro. L'occasionissima per Taurisano. Vediamo se l'ha presa o no Ducci. L'ha toccata Galletto. Rivediamo la giocata ancora di Mascherona che ci prova. La paratissima di Ducci. Altra gran parata di Ducci che dice di no. In spaccata. Palla sul secondo palo, palo montante di Donadoni che si divora il 6-5. La palla ora è per Alex che salta Leleco, fallo di Leleco e cartellino giallo per il capitano del Mantova. Le proteste della Sandro Abate che reclama un rosso al capitano del Mantova. Intanto rivediamo il palo di Donadoni, che occasione per il numero 8 vicino al 6-5 che poteva riaprire in maniera ufficiale la partita. E poi il fallo di Leleco su Alex, ammonito, fallo numero 1 anche per il Mantova. 2 falli fin qui, entrambi meritevoli di cartellini, Maltauro e Leleco.
Time out per Basile. Vuole un po' ragionarci su. Intanto rivediamo l'intervento di Leleco su Alex con le proteste della panchina della Sandro Abate, che reclamava un cartellino rosso per il capitano del Mantova, che è stato ammonito. Soddisfatto Milella, nonostante ancora 2 reti da rimontare. La squadra lombarda è andata vicinissima al 6-5 con Donadoni che ha colpito un palo a porta vuota. e 23 al termine della gara, partita ancora tutta da giocare. C'è Alex sulla sfera. Parte il numero 11. Serve Galletto, murato, ancora Galletto. Calcio d'angolo. Palla fuori per Alex. Tondi sul primo palo. Si oppone. Ducci. Col destro. La giocata col tacco di Maltauro, palla sul palo, ma l'ha toccata anche Tondi. Secondo Manzione, rivediamo, sì, la deviazione di Tondi e poi la palla sul montante. Occasione per il 7-4 della Sandro Abate. Questa partita ci sta regalando emozioni continue. Rimessa ora per Galletto. Palla fuori, ancora Tondi che vola su Alex. Ci riprova Alex, ma è tutto da rifare. Manzione sta richiamando un componente della panchina. Sta parlando proprio con Leleco. Dialogo tra il primo arbitro della sezione di Salerno e il capitano del Mantova. Ci prova Galletto e poi Ceccatto. Caiche, Achilli, Ceccatto col tacco, avanza Mascherona, l'assist, Caiche traversa. Altra grande occasione per il Mantova per andare sul -1. Ha scheggiato la parte superiore della traversa Caiche, rivediamo. Che occasione per la squadra di Milella. Everton. Victor Mello. Lancio per Dimas. Palla fuori. Leleco appena rientrato in campo. Serve Mascherona. Va via Mascherona che poi sterza sul destro. Serve a Leleco. Palla deviata. Ducci. Dimas. Non è fallo di Caiche, la rimessa è per il Mantova. E rientra Donadoni. Pronto ora
Dimas che poi è uscito, quindi riparte il Mantova col 5 contro 4, c'è Donadoni, Mascherona, Leleco, deviazione di Victor Mello, 6,58, tutti da vivere. Leleco, Mascherona, Donadoni, Mascherona, Misael, Kaique che poco fa ha avuto una grande occasione, ha colpito la traversa. Prima il palo di Maltauro, partita piena di emozioni. Donadoni, Leleco, Donadoni, Mascherona. Donadoni, Mascherona. Ancora Donadoni che lascia Leleco e lui il play di questo 5 contro 4. Kaique, Misael trova la deviazione di Galletto, calcio d'angolo. Misael riparte da Leleco. Mascherona, lotta Galletto con Donadoni, Galletto poi calcia male, la palla deviata, la tiene Leleco. 6 minuti al termine, riparte il Mantova. Mascherona, ancora Misael, Donadoni, prova la giocata Misael, non trova Kaique, Ducci ci prova, palla fuori, vicino al gol. Dopo una grande prestazione Daniele Ducci sfiora il 7-4, rientrato Tondi, quindi Misael. Mascherona, Misael, palla per Kaique, Galletto in vantaggio, poi lo ferma Mascherona, palla per Tondi, altro lancio lungo, scusate, Ducci con Tondi che anticipa Victor Mello, ultimo tocco è del portiere del Mantova. Intanto rivediamo qui la giocata di Mascherona, forse la palla ha colpito il palo sulla deviazione di Kaique, altra occasione per il 25. Intanto Dimas intercetta Leleco, ancora Dimas, Tondi la tiene, rimessa Mantova, rientra Donadoni per il 5 contro 4 e rientrano Everton e Galletto per difendere. Per Basile, Achilli, Mascherona, Leleco, ancora Mascherona, Leleco avanza, palla che passa, Misael non trova Achilli. Buona trama del Mantova che poi sbaglia l'ultimo passaggio con Misael che chiede scusa ad Achilli. Tanto è arrivato il finale da Campo Ligure con la vittoria del Napoli, rimonta sul CDM per 4-2. Lecositi ha ribaltato il Pomezia, la squadra di casa vince 2-1, Capurso avanti 3-1 sulla Came Treviso, Cosenza 5-3 sulla Feldieboli. Lanci in avanti, la giocata qui di Ceccato e quindi Achilli, Tondi, palla in avanti, sbaglia il rilancio, ex portiere della L84 che chiede scusa ai suoi compagni, rimessa per la Sandro Abate. Dimas, Alex, Dimas si allunga la palla fuori, time out per Milella che vuole organizzare il 5 contro 4 per questi ultimi 4 minuti e mezzo. Intanto arrivano altri due finali, uno da Capurso con la vittoria
del Capurso che batte 3-1 la Kame, 3 punti importanti in chiave salvezza per la squadra pugliese. E a proposito di salvezza, 3 punti pesanti del Cosenza che batte 5-3 la Feldi Eboli. Ancora in corso i Cositi Pomezia che ora sono sul 3-1 in favore dei padroni di casa, e quindi si sta giocando solo al Pala Cesaroni e al Pala del Mauro. Domani a completare il quadro della giornata numero 19 Sporting Sala Consilina L84 Torino. Riparte il gioco qui al Pala del Mauro. Mascherona, Leleco, avanza Misael, intercettato il passaggio per Caiche. Bravo Victor Mello a leggere la giocata del brasiliano. Leleco, Donadoni, ancora Leleco, Mascherona, Leleco, Caiche, Leleco, carica il sinistro, Ducci, la porta è vuota, Victor Mello, serve Alex che va via e di testa, segna Alex Yepes Balsalopre, MVP della gara, poker per lui, 7-4 Sandro Abate. Non ha sbagliato sullo splendido assist di Victor Mello che ha visto il movimento di Alex e di testa in tuffo, non sbaglia. Nuovamente più 3 per la Sandro Abate, riparte il salve a testa con l'uomo in più, col 5-4 con il power play. Mascherona rischia un po' sull'attacco di Everton, quindi Leleco, ancora Mascherona, Leleco in avanti, passaggio per Donadoni sbagliato, rimessa Sandro Abate. Lotta qui, fallo di Maltauro, fallo numero 2 per la Sandro Abate. Mascherona, Misael, Leleco, Donadoni, Leleco, Donadoni, ancora Leleco, ultimi 3 minuti, Donadoni, la sporca Galletto, calcio d'angolo, salve a testa Mantova. Mascherona, Leleco, Caiche, Leleco, ancora Caiche, occhio a Leleco, ancora Ducci, la palla resta lì, sempre Leleco che la tiene, tenta la giocata, fermato da Victor Mello. Mascherona, Leleco, Donadoni, Leleco, Mascherona, sbaglia l'appoggio per Donadoni. (2:22) al termine della gara, Sandro Abate vicina alla prima vittoria di questo girone di ritorno dopo 2 sconfitte consecutive. Si sta per fermare la grande striscia positiva del Mantova dopo 4 risultati utili
consecutivi, di cui 3 vittorie di fila. Intanto Ducci spazza via Botta in vantaggio su Mascherona e quindi Ducci, poi Dimas, Di Luccio, ancora Botta, Alex, Dimas, Di Luccio in avanti, cerca Botta, lungo il passaggio di Luccio, Tondi, Caiche, giocata qui di Mascherona che riesce ad andare via. Mascherona, poi l'assist per Misel, ancora Ducci a dire di no. Altra gran parata di Ducci che evita il 7-5. Rivediamo l'assist di Mascherona per Misel, la deviazione fondamentale di Ducci. Caiche, Donadoni, ancora Misel, e quindi Leleco, Mascherona, Leleco, calcia Ducci, altra gran parata su Misel. Si sta esaltando l'ex portiere della Roma 1927. Ancora Misel, la palla resta lì, Mascherona, non ci arriva Donadoni. Attenzione ancora Alex che tenta il lob, che si spegne fuori questa volta. Ultimo giro di lancette qui al Pala del Mauro. Mascherona, Leleco, Misael, ancora Mascherona, sinistro, ancora Ducci. Palla che attraversa l'area di Donadoni, non ci arriva nessuno. Entra in campo anche Mattia Canarino, classe 2006 per Basile, per questi ultimi scampoli di partita. Maltauro, palla all'indietro, Victor Melo di testa, eccolo qui Canarino, mette fuori Ceccatto, scusate, lanci in avanti di Galletto, colpo di testa dello stesso Ceccatto e quindi rimessa per la Sandro Abate. Mancano 26 secondi. Sbaglia Canarino, imbucata per Maltauro. Tondi, Caiche, si ferma il Savia Testa Mantova a 12 secondi dalla fine. Le squadre si salutano, finisce qui. Suona la sirena al Pala del Mauro, vince la Sandro Abate che trova la prima vittoria nel girone di ritorno. La squadra di Basile supera 7-4, un grande Savia Testa Mantova che ferma la sua corsa dopo 4 risultati utili consecutivi. 3 punti importanti per gli irpini che salgono a 23 punti in classifica e restano in orbita playoff. È tutto dal Pala del Mauro. Ci sentiamo per le prossime partite sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 per la Serie A Quinto.